Euroregione News. Aquileia, il centrodestra progetta il futuro. Barbara Zilli, Riccardo Riccardi e Luca Cirianni insieme per riprendere le redini della regione. Dopo aver messo mano sulla legge 26, quale sarà la seconda cosa che farete? La seconda cosa da fare, ma che è ovviamente una priorità, è avere un occhio di riguardo rispetto alle giovani coppie, a chi vuole creare un futuro ancora in questa regione e quindi investire. Sicuramente la riforma degli enti locali, ma anche quella della sanità. L'unica cosa che non bisogna fare quello che ha fatto Deborah Serracchiani, arrivare lì e pensare di radere al suolo tutto. Noi abbiamo un condominio dove la gente ci vive, dorme, mangia, è un condominio pericolante, dobbiamo fare una grande operazione antisismica. Fortunatamente i cittadini, quando hanno potuto votare anche recentemente a Gorizia, ma prima ancora a Monfalcone e a Pordenone, hanno dimostrato cosa pensano della Giunta Serracchiani e del centro-sinistra. Quindi noi crediamo che innanzitutto sia da ricostruire, perché tante sono le macerie che la Giunta, ahimè, lascerà in eredità. Da Aquileia per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.